Noi oggi siamo qua per chiamare a raccolta i sardi liberi, quella parte del popolo sardo che non è stata disposta a vendersi agli italiani per qualche spicciolo di indotto, mentre invece in queste basi si preparano anche le guerre per l'imperialismo. Qua in questo poligono sono state usate dei missili, delle armi che sono state per poi utilizzarle in Kosovo, e in altre basi militari della Sardegna si è data ospitalità anche a degli addestramenti degli israeliani per fare ad esempio l'ultimo conflitto in Libano. Noi giovani di Speranza e Libertà siamo qui oggi per ribadire la nostra coscienza di giovani sardi come la categoria più toccata da questo colonialismo italiano, e per ribadire che tutto quello che avviene in queste basi militari riguarda in particolar modo noi giovani sardi. E siamo qui anche come membri del comitato contro la realizzazione di basi nucleari in Sardegna, per ribadire che il 15 maggio dobbiamo votare sì contro queste basi, per ribadire la nostra sovranità su questa terra, la sovranità minacciata anche soprattutto dalla presenza di basi del genere. E ho concluso. Bravo.